Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. Bene, buongiorno a questa meravigliosa radio con un bellissimo nome, Radio Libertà. Libertà, ricordiamoci che non è un qualcosa che ci viene dato e regalato, ma qualcosa che ci dobbiamo conquistare tutti i giorni. Tra le libertà più importanti dobbiamo parlare della libertà religiosa. Ecco, oggi vogliamo ricordare e parlare della difficoltà a poter vivere la propria religione come persone normali, come persone libere in giro per il mondo. Il Pakistan è uno degli obiettivi più importanti dell'azione dell'Umanitaria Padana. L'Umanitaria Padana è una organizzazione di volontariato, una onlus che opera per tenere i popoli a casa loro e per intervenire nei casi soprattutto delle minoranze cristiane. In Pakistan c'è un grande intervento, c'è un intervento a favore di un collegio di ragazze cristiane che non avrebbero possibilità, quindi vengono fatte studiare, vengono rese indipendenti. Alcune di queste hanno avuto un grande successo anche dal punto di vista lavorativo, una in particolare è stata presa alla NASA perché è considerata una delle migliori candidate possibili. Vengono fatti degli interventi presso alcune parrocchie. Ricordiamoci che stiamo parlando di minoranze fortemente avversate. Oggi vogliamo parlare però con il professor Mobin, che saluto, che è buongiorno Mobin, di un convegno che ci sarà martedì 24 marzo alla Camera dei Deputati per ricordare Shabazz Bati. Shabazz Bati è un grande esempio di cui dobbiamo parlare, è un martire, fu ministro delle minoranze del Pakistan, una bellissima storia di tra l'altro io lo conobbi in Parlamento e abbiamo modo di rimanere con lui una mattinata nonostante il mio inglese non fluente. Il 2 marzo 2011 viene ucciso a 42 anni, ministro delle minoranze che si era battuto fino alla fine per proteggere tutte le minoranze, vittima di un attentato, era stato minacciato, soprattutto nel caso di Asia Bibi. Asia Bibi liberata, ma chi si opponeva alla sua giustiziazione è stato ucciso. Per esempio il governatore musulmano del posto che stava difendendo Asia Bibi fu ucciso. Shabazz Bati venne pesantemente minacciato e sapeva probabilmente di andare incontro al martirio, non lo scelse, ma rimase fino all'ultimo fedele a quella che era la sua missione. Shabazz Bati, adesso ne parlerà molto meglio, ha incominciato la sua attività molto giovane, quando aveva 16 anni, ha incominciato a battersi per i diritti delle minoranze. In quel periodo c'era una proposta di legge che proponeva di dare il passaporto, i documenti con un colore diverso a secondo della fede. Era evidente che sarebbe stata una discriminazione palese. Incominciò questa battaglia e alla fine la vinsero. Non si chiuse però nel recinto dei cristiani, ma fondò un'associazione che raccoglieva un po' tutte le minoranze, quindi le minoranze induiste, altre minoranze, perché voleva aiutare tutti quelli che erano perseguitati o tutti quelli che erano poveri. Entrò in politica un po' nonostante la sua volontà, venne eletto quando il partito che appoggiò andò al potere, gli venne proposto questa carica di ministro delle minoranze. Ma Shahid Mobin sicuramente l'ha conosciuto, ce ne potrà parlare meglio adesso. Grazie Mobin. Eccoci,
Buongiorno, scusatemi per il mal di gola per cui la voce, diciamo, non è nelle migliori condizioni, ma è sempre un piacere a parlare alla Radio Libertà, che, come hai detto benissimo, libertà è una cosa che va conquistata e va difesa tutti i giorni. E in questa direzione umanitaria per Anna Onlus, specialmente con Sara Fumagalli, che ormai ci conosciamo da 18 anni, con amici e benefattori di Umanitaria per Anna Onlus, stanno facendo un lavoro meraviglioso insieme al padre Edward Turesingham, che è un missionario di Oblati di Maria Immacolata, per sostenere specialmente le ragazze che a causa della povertà, prima di tutto, e poi secondo, ancora più importante, a causa della propria fede, non hanno né accesso all'istruzione e né la possibilità di avere una loro dignità nella società in quanto cristiane e cattoliche. Per cui amici e benefattori di Umanitaria per Anna Onlus hanno in ultimi 18 anni sostenuto, grazie anche alla passione che ci mette Sara Fumagalli e anche ormai anche tu, Massimo, che sostieni Umanitaria per Anna Onlus, stando anche nel direttivo, siete un contributo significativo nella vita di questi cittadini del Pakistan, che diversamente finirebbero molto male, ecco, come il caso di Shahbaz Bhatti, Asia Bibi e tanti altri. Shahbaz Bhatti, come ricordavi, era il ministro delle minoranze religiose, ed era per la prima volta che questo dipartimento per le minoranze divenne, grazie all'intervento di Benazir Bhutto, un pieno ministero federale dove si cercava di dare uno spazio per inserimento delle minoranze, per cui l'intenzione era buona e hanno scelto anche la persona migliore per coprire questo incarico, ma purtroppo elementi estremisti non hanno voluto riconoscere il ruolo delle minoranze non solo nella creazione del Pakistan, ma anche nel suo sviluppo e nella sua difesa. Ci sono tanti pakistani, cristiani, indù, sikh, che sono anche nell'esercito pakistano. L'esercito in sé ha un atteggiamento ben diverso verso le minoranze, ma a livello della società un estremismo ha preso un fondamento molto forte, dove c'è un atteggiamento generale di togliere ogni tipo di dignità ai non musulmani in Pakistan. Ciò non vuol dire che non ci sono persone di buona volontà. Avevi ricordato anche il governatore Salman Taseer, un musulmano che è andato con la moglie e la figlia a visitare Asia Bibi in prigione, e lui aveva detto che la legge sulla blasfemia è una legge nera, e la sua guardia del corpo lo ha ucciso, e poi fu considerato... Scusami se ti interrompo. Ritorniamo un attimo sulla legge sulla blasfemia, se vuoi spiegarla, perché è un passaggio che sicuramente non tutti conoscono. Allora, la legge della blasfemia, ci ho scritto pure un libro, per cui ho trattato da più punti di vista. A livello nazionale, la legge della blasfemia sono ormai, dicevo, quasi 12 articoli del codice penale pakistano che girano intorno all'argomento che è l'onore del profeta e l'onore del Corano. Però in particolare i 3 articoli, che sono 295A, B e C, riguardano in generale 295A riguarda il rispetto di qualsiasi religione, e quello a livello neutrale potrebbe rimanere, ma 95B riguarda solo il Corano. Se qualcuno mancasse di rispetto in qualsiasi modo, anche non intenzionale, verso il Corano, rischia ergastolo, e 295C riguarda solo il profeta Maometto. Se qualcuno, anche se in modo non intenzionale,
mancasse di rispetto al profeta può essere condannato a morte, tant'è che abbiamo tantissimi casi di questo abuso di questa legge, perché essendoci nella società un generale odio verso i non musulmani, la gente per interessi personali la abusa e accusa la persona di blasfemia, e i giudici al primo livello condannano i non musulmani dando la condanna a morte. Per cui questo è vero che finora non c'è stata neanche una esecuzione di questi condannati, ma non perché manca la volontà, ma il discorso è che molti di loro vengono uccisi dentro il tribunale o vicino al tribunale o anche prima ancora di arrivare al tribunale. Per cui vorrei ricordare anche che c'è stato un giudice che si era espresso a favore dell'accusato falsamente e l'aveva liberato, e alcuni elementi radicali sono entrati in tribunale e hanno ucciso il giudice nel tribunale. Per cui è successo pure questo. Per cui laddove la giustizia ufficialmente cerca anche di essere neutrale, purtroppo questo tipo di radicalismo islamico è penetrato non solo nella società, ma anche nei luoghi dove organi di Stato cercano di dare una dignità ai propri cittadini. Questa è sicuramente vista da qui, dove noi pensiamo che tutte le religioni, abbiamo in mente il nostro modello, quindi una religione che non dice niente a nessuno, anzi che in qualche modo agevola e talvolta concede le proprie chiese ad altre religioni, soprattutto quella islamica. Noi non abbiamo ben presente di cosa passano, di che tipo di persecuzione possono avere i cristiani all'estero. Ecco, il Pakistan è un esempio di uno Stato che in qualche modo è collegato con l'Occidente, ma che mantiene un grado di radicalismo, ma non solo di radicalismo, ma di ufficialità islamica che viene propagandata attraverso le madrasse e attraverso la cultura da parte di più basso, dall'età dai più piccoli. Ecco, vorrei ritornare un attimino a Shabazz. Chi era un po' di più la sua famiglia? Noi sappiamo che un suo fratello è venuto in Italia. Che eredità ha lasciato? Dove nasce? Cosa ci puoi dire un po' di più della sua vita? Nasce in un villaggio nella diocesi di Faisalabad, e la cittadina si chiama Khushpur perché Khush vuol dire Felix. Era il sacerdote italiano domenicano che si chiama Felice, missionario, che lui fondò proprio comprando il pezzo di terra nella parte periferica del Faisalabad, fondando questo paesino per portare i cristiani cattolici. Infatti oggi ci sono tantissimi sacerdoti e suore da questo villaggio di Khushpur, grazie a questo missionario italiano domenicano, e quasi viene chiamato il Vaticano del Pakistan, perché un grosso numero dei sacerdoti e suore provengono da questo villaggio della regione del Punjab, dove il capoluogo è Faisalabad. Shabazz ha avuto una istruzione all'inizio nelle scuole cattoliche, ma poi dopo è arrivato anche alle scuole pubbliche e ha visto con i propri occhi e sulla propria pelle ha vissuto l'esperienza di essere discriminato perché è cristiano, ma essendo un carattere molto forte e sostenuto
dai sacerdoti, vescovo di allora nella diocesi di Faisalabad. Lui è cresciuto sempre più convinto della propria fede e anche della sua identità di essere cittadino pakistano a pieno titolo. Ha potuto fare questa lotta e poi la lotta per difendere tutti i diritti di tutti i cittadini del Pakistan, specialmente per le minoranze religiose, ma grazie al vescovo Anthony Lobo della diocesi di Islamabad e Rawalpindi ha potuto agire ancora di più, specialmente come volontario, perché quando c'è stato un terremoto nel nord del Pakistan ai confini con l'Afghanistan, lui era strafelice e proprio mentre stava assistendo i sfollati del terremoto, il vescovo Lobo si trovava qua a Roma e mi ricordo ero seduto proprio vicino al vescovo quando Shahbaz Bhatti lo chiamò dicendo: guarda che Benazir Bhutto mi ha contattato, perché lui conosceva bene Benazir Bhutto, erano molto amici, mi ha chiesto di diventare ministro federale. Tu cosa ne pensi? Perché io sono più felice di servire il povero stando in mezzo a loro come volontario, le cose politiche non mi interessano, per cui non voleva un incarico da ministro o da deputato. Il vescovo gli ha consigliato di accettare l'offerta di Benazir Bhutto per diventare deputato e poi anche il ministro, perché ha detto: in quanto ministro poi potrai fare molto di più per difendere i cristiani e le minoranze religiose. Per cui tutto questo è successo tra Shahbaz e il vescovo che stava a Roma. Ero seduto proprio vicino e ho sentito tutta la conversazione. Shahbaz, grazie alla sua testimonianza di fede, era sempre più convinto che ogni essere umano è creato ad immagine e somiglianza di Dio, primo. Poi secondo, vivendo nel contesto locale in quanto cittadino del Pakistan, ogni cittadino del Pakistan ha accesso a tutti i diritti possibili, sia presenti nella Costituzione, sia permessi anche a livello internazionale, perché la dignità dell'essere umano era in gioco. E questo lavoro ha portato ad avere 4 seggi nel Senato, perché prima di lui non c'erano i senatori non musulmani ed era 100% solo musulmano. Hanno aggiunto 4 seggi in più, ma purtroppo queste nomine dei senatori sono piuttosto sulla carta e le persone vengono messe al Senato scelte dai partiti, ma con la promessa di non fare più niente di concreto per i propri confratelli in propria fede, per cui ci sono senatori indù e cristiani, ma essenzialmente hanno le mani legate. Nel Parlamento, a Camera dei Deputati, diciamo, il numero è sempre 10, hanno aumentato la quota delle donne e anche di rappresentanza dei deputati islamici, perché Pakistan oggi è di 250 milioni di abitanti e le minoranze anche sono cresciute, ma il numero per la rappresentanza delle minoranze rimane sempre 10. Purtroppo lì non è riuscito a intervenire, ma allo stesso momento Shahbaz ha fatto molto, specialmente dando visibilità alla situazione dei cristiani in Pakistan, degli indù, dei sikh, anche degli ebrei che sono in continua decrescita in Pakistan. Ai tempi del presidente Musharraf, ebrei in Pakistan erano 826 che potevano votare e oggi sono ridotti a 180 e hanno una vita abbastanza diciamo di poca visibilità per motivi di sicurezza, ecco. Mentre Shahbaz ha cercato di coinvolgere tutti i cittadini non musulmani del Pakistan per essere maggiormente coinvolti nel processo di sviluppo del paese.
Bene, abbiamo gli ultimi 5 minuti. Negli ultimi 5 minuti vorrei ricordare le persecuzioni dei cristiani, ecco, dare un po' i numeri ai nostri ascoltatori delle persecuzioni dei cristiani. Nelle Nazioni Unite, un report delle Nazioni Unite, dall'osservatorio permanente presso le Nazioni Unite, ci dice che quasi un fedele su 7, quindi un cristiano su 7, è vittima di persecuzione o di violenza. Non parliamo di blande discriminazioni o di piccole cose, ma parliamo di persecuzioni o di violenze. Sono 400 milioni nel mondo, quindi la comunità cristiana è la comunità religiosa più perseguitata nel mondo. Nel 2025 circa 5.000 fedeli, accertato, pubblicato e quant'altro, sono stati uccisi proprio a causa della loro fede, quindi 13 al giorno. Nella Europa quest'anno abbiamo avuto 760 crimini d'odio contro i cristiani, non parliamo di discriminazioni tipo togliere la croce, o che anche queste sono evidentemente delle questioni. Vorrei ricordare negli ultimi minuti, e poi volevo chiedere un po' anche a Shahid, che un altro tema molto importante per la libertà religiosa è quella di poter contare su una legge che è rispettata dai giudici. Oggi i giudici in Italia di fatto non rispettano la legge per quello che attiene al modello antropologico, quindi ai valori fissati dalla Costituzione per il rispetto della vita, per il rispetto della famiglia, ma improvvisano, ma inventano delle norme che confliggono profondamente con i valori costituzionali e con i valori non negoziabili della religione cristiana. Per questo Umanitaria Padana invita tutti ad andare a votare per il referendum sulla giustizia, invita tutti a votare sì, proprio per poter consentire la difesa di quei valori non negoziabili che oggi sono messi fortemente in discussione, anzi sono attaccati dalle sentenze in qualche modo inventate, da sentenze creative. Facciamo esempio, la sentenza sulla vita di Eluana Englaro, dove si è pensato che 30 anni fa potesse aver detto una cosa, per cui viene messa a morte per fame, per fame e per sete. Stessa sorte viene fatta dalla Corte Costituzionale, che decide che uno può decidere che la vita non è nella disposizione delle persone e che comunque anche chi lo aiuta a uccidere non può avere niente, mentre invece non dice niente magari sull'aumento, sulla possibilità di avere delle cure palliative, le sentenze che consentono alle persone di andare a comprare dei bambini all'estero, sentenza su una coppia di genitori omosessuali che hanno comprato un bambino in uno stato americano, che poi di cui viene riconosciuta la paternità, facendo valere in Italia una legge del Michigan, e così via fino alla madre intenzionale che può essere decisa anche dopo la morte. Quindi i giudici hanno deciso ben chiaro hanno deciso un attacco al modello antropologico, scusate la parolona, ma è qualcosa di buon senso, cioè alla necessità oppure al diritto ai bambini di poter avere, nei limiti del possibile, un papà e una mamma, a pensare che lo Stato non debba togliere la vita, ma debba magari eliminare le liste d'attesa e debba pensare a migliorare la qualità della vita e non a toglierla, perché questo è l'inizio di un crinale per cui andremo a finire come succede nei Paesi Bassi, in Olanda, dove
dove lo Stato può decidere anche a un bambino, di un bambino che non conviene più la sua vita e quindi può essere debitamente ucciso. Mobin, io lascerei a te la conclusione di questa bella chiacchierata, dove abbiamo parlato di libertà religiosa, dove abbiamo parlato di Shabbat Batti, dove abbiamo annunciato il tuo convegno che ci sarà a Milano alla Camera dei Deputati nella sala del refettorio il 24 A Roma, marzo, ecco. martedì, a Roma. Scusami, a Roma alle ore 15, la messa è alle ore 11 e quindi a te la parola per una conclusione di questa bella chiacchierata. Grazie ancora, ma vorrei sottolineare, visto che hai accennato il discorso dell'ONU, solo qualche giorno fa arcivescovo rappresentante, diciamo, della Santa Sede presso l'ONU a Ginevra ha messo in evidenza, dando visibilità al fatto che cristiani sono la prima religione ad essere perseguitata nel mondo. Purtroppo questa notizia non passa nei media occidentali, perché essenzialmente c'è una volontà proprio di non considerarlo. Se ci fossero altre religioni o altri tipi di fobie si va a parlare per giorni dell'argomento, ma non si vuole dare visibilità alla persecuzione dei cristiani nel mondo, e anche in Occidente, in Europa stessa, in Italia stessa continuano ad esserci le chiese bruciate, i crocifissi tolti dalle aule, o anche le chiese diciamo in meno uso, diciamo sono molto spesso, per esempio in Inghilterra, in Belgio, vengono comprate per far diventare centri, cosiddetti centri diciamo di altre religioni, e che diventano poi a loro volta il centro di un fondamentalismo che prende un piede forte nell'Occidente stesso, per cui in certo senso identità ebraico-cristiana dell'Occidente, anche il suo contributo è messo in crisi, e le sfide sono molto più grandi. All'ONU c'è un gruppo di 57 paesi islamici che poi era diventato il difensore a nome di diffamazione della religione, portavoce anche di una legge universale sulla blasfemia, per cui c'è stata tutta questa ondata in alcuni precedenti anni. Pronto? Pronto? Sì, sei in linea. Vai, Sì, sei in linea. sì, sei in ecco, linea. scusate. E per cui c'è stata tutta questa ondata, dove però nel momento che è stato ucciso Shehbaz Bhatti, il governatore, il Pakistan, che era il portabandiera dei paesi islamici presso l'ONU, e aveva presentato questa risoluzione che con maggioranza era stata approvata, e tra i primi promotori insieme ai paesi islamici era la Russia e la Cina. Poi si sono messi in coda anche a votare Cuba, Cile e vari altri paesi. Per cui c'è tutta una volontà politica anche di promuovere una legge universale sulla blasfemia che riguarda solo il Corano e il profeta Maometto. Ovviamente, essendo una religione importante a livello storico, a livello numerico, io penso che si potrebbe anche entrare in dialogo, ma riconoscendo ciò che diceva il Papa Benedetto XVI, con un riconoscimento di dignità reciproca. Questa cosa è molto importante, e serve un lavoro concreto giornaliero per costruire i ponti del dialogo e anche della pace, perché il mondo di oggi non è diciamo diviso solo per le distanze geografiche, perché c'è mobilità umana molto diffusa, facilitata anche dai nuovi mezzi di trasporto, ma
ciò che è diverso lo si trova a casa propria, per cui bisogna anche vedere le misure di sicurezza al riguardo. Grazie. Bene, io ringrazio il professor Mobin, ringrazio la radio, questa meravigliosa radio e la sua gentilissima redazione e auguro una buona giornata e una buona domenica a tutti. Grazie. Avete ascoltato Umanitaria Padana Onlus.